la la la. Buongiorno Rosa. Buonasera dottore. Buonasera. Senti Rosa, metti il cartello fuori dalla stanza per favore che iniziamo stamattina. Sì dottore, subito. Se ti curo paghi 20 euro, se non ti curo ti do 100 euro a te. Dottore, Sì Rosa. ma lei è sicuro che questa cura funziona in Italia? In Italia molto furbi. Rosa, in Italia questa cura funziona benissimo. Italiani molto furbi, ma cura cinese cura tutto. Bravo dottore. Abbiamo appuntamenti Rosa? Ancora no dottore, aspettare. Arriveranno, arriveranno. Che giornata, roba da pensare. Dottor, ti curo, se ti curo paghi 20 euro, se non ti curo ti do 100 euro. Ma che sono 100 euro facili di guadagnare? Ma che ci vuole? Andiamo subito a trovare il dottore, va, vediamo subito che effetto fa. Prego signore. Buonasera! Buonasera signore! Prego, dica pure. Allora dottore, ho letto quel cartello qua fuori. Sì signore. Com'è la cosa? Che io... Se io culo te, tu dai 20 euro di me, se io non culo te, io dai 100 euro di te. Quindi se lei non mi cura mi dà 100 euro. Certo signore. Ah, vabbè, no, perché ho proprio un piccolo problemino. Non sento i sapori, non sento bene i sapori. Problemi qui alla linguetta? La lingua magari, non so, sai, post-covid, chi lo sa. Tu sei delle qui, io controllare la tua linguetta. Fammi chiedo. Prego. Dottore cura tutto. Vabbè, vediamo. Rosa, portare a me dialetto numero 3. Sì dottore, subito. Ecco dottore. Grazie Rosa. Prego. Tu togliere fuori linguetta? Che schifo! Ma questa è benzina! Visto signore, tu hai guidato subito, visto di questo funzionare subito dalle 20 euro a me. Mi ha fregato. Quindi lei mi ha fregato, 20 euro. Culato. Dottore cura tutto. Grazie, ma... Grazie signore. Ci vedremo. Arrivederci, grazie signore. Arrivederci. Visto l'uomo funziona. Dottore cura tutto. Perché guarda, se mi devo far fregare, un avvocato che si fa fregare da un cinese e da una cinese. No, non esiste. Se lo trovo io il sistema. Allora, ho trovato. Riproviamo, va. Prego signore. Buonasera. Buonasera dottore. Buonasera signore, benvenuto. Dottore, ancora mai dopo il cartello qua fuori? Certo signore, io curare te, tu dalle 20 euro a me, se non ti curo dare io 100 euro a te. Stavolta mi sa che guadagno 100 euro io, Che problema signore, che problema? Guarda, non sento bene, dottore, anzi, parli un po' più forte perché la sento malissimo. Un problema alle orecchiette? Io ho un problema alle orecchie, non sento... Tu prego accomodare qui, io Parli guardi- forte che non sento. Io quali le pensi tu di accomodare qui? Ah, sì, mi Dottore siedo qua. cura tutto. Va bene, mi siedo qua. Problema alle orecchiette? Problema alle orecchiette, non sento. Losa, porta il boccetto numero 3. Subito. Ma che numero... che numero 3? Piano piano. E il numero 3 la benzina di prima? Perché mi dà... Capito signori, tu sentite tutto, tu guarito dalle 20 euro, grazie. Dottore cura tutto. Mi ha fregato un'altra volta. Signore, lei culato, grazie. Arrivederci. Prego, ci vedremo. Arrivederci, buonasera. Ma è mai possibile che un avvocato di Trino come me, il principe del foro, napoletano per giunta, che si fa fregare da un cinese, non esiste, ma non mi frega nulla. Già 40 euro mi ha spollato. Stavolta lo prego io però,
Allora, Buonasera signore. perché non si vede dottore. È sempre valida quella cosa del cartello? Certo signore, se oculare lei, lei dalle 20 euro in mese, io non oculare lei dalle io 100 euro in lei. Allora, io non vedo, dottore, non sto vedendo niente. Tu problemi agli occhietti? Il problema degli occhietti, dottore, guarda, non vedo niente. Chi c'è? Fai vedere l'occhietto a me. Guardi gli occhietti, dottore. Se no mi deve da 100 euro. Questo è un problema, io non sapere come curare. Mi dispiace signore, io non riesco a curare il suo problema. Sapevo che fosse 100 euro. E quindi cosa facciamo, dottore? Io dare lei 100 euro? No, Cula. ho visto che abbiamo preso 100 euro, Prego signore. Dottore, ma qua, questo mi pare sono 20 euro. Visto signore, lei ha visto tutto lei quando classe dagli 20 euro, grazie. Arrivederci, arrivederci. Funziona. Prego. Tagliare troppo, Fulvio! Grazie. Pregato.